Giacomo, capitolo 1. Indirizzo e saluto. Giacomo serve Dio e lo Signore Gesù Cristo, ma ne saluto solo a quelle 12 tribù che stanno sparpagliate in tutto il mondo. Soffrì con gioia. Pensate sempre, frate miei, che è una prezza assai rossa quando ancora a voi carne ogni sorta di prova, perché la prova è la fede vostra, per regnerai pazienza, e la pazienza accrescerà l'opera sua in da voi, perché arrivasse a essere giusto e santo, senza che vi mancasse nessuna cosa. Addimannate con fede. Se qualcuno di voi non tenesse la sapienza, la domandasse subito al Signore, che era con tutto il cuore e con tutto l'amore a gente e senza rinfaccia, e che essa sarà subito accordata. La verrà a domandare con la fede e senza tendenniare, perché chi si mettesse a tendenniare assomiglia all'onna reputato romare e sballuttiato rovente, e non pensasse mai a avere qualcosa del Signore, non che tenesse cuore suo che traballasse e non sapesse mai che la capò. A ricevere tutte cose rimane Dio. Frate miei, se qualcuno di voi e non pezzente si ragriasse perché Dio regnerà a noi, o ricco invece fosse contento che chi ci prevogna suoi, perché la vita passa come un filo evere. O sole sai in cielo con tutta l'ardenza sua, e o giorno si ammoscia, e tutta quella bellezza che teneva scomparrà presso. La stessa cosa succederà pure a chi campa in der ricchezza, perché assai ampresso chi si ammoscerà, rinda tutta impresa sua. A tentazione. Viate che l'uomo che è capace di sopportare la prova, perché una volta che l'avrà venduta, avrà che la corona della vita, che il Signore ha promesso a tutti chi la vanno bene. Nessuno, quando si trova in una prova ricessa, sono stato tentato a Dio, perché Dio non può essere mai tentato a una cosa malamente, e non vota mai nessuno in una cosa infame, perché la verità ognuno viene tentato solo che la smania che tiene un corpo, chi ne infamità, e che se prima lo fa garnurì, e poi farà carè, rinda un mastrillo. Che sta smania fa nascere il peccato, quando il peccato ha pigliato il pere, che esso futterrà, dritto, rinda e braccia la morte. O male non viene a Dio. Non vi lasciate cannare, frate miei. A così cara, perché tutto quello buono e santo che sta rinda a noi viene sempre a cielo e scende ancora a noi a rinde mano rubate e tutta la luce. E Dio non cagna, non porta mai rinda oscurore. O Signore non ci ha la vita e non ci fa campare per mezzo la parola sua che non ci porta la verità, perché ognuno di noi è diventato come meglio di tutte le creature sue. Ausiliate la parola e mettetela in pratica. Frate miei, assai cara, non vi scordate mai questa cosa. Ognuno di voi avrà essere lesto a sentire, chiano a parlare e ancora più chiano a si fa pigliare la collera. Che chi si arraggia troppo appresso non sarà mai capace di fare tutto quello che è giusto e santo innanzi a Dio. Per questo, dico a voi, ruate in mezzo a voi ogni fedenzia e ogni chiacuvello e accettate sempre che amore che è la parola che è stata semmentata dentro il cuore vostro e che è capace di salvare l'anima vostra. Comportate sempre come a tutti quelli che mettono in pratica la parola del Signore e non come a quelli che dicono a cadrase e a che esce, perché facendo così voi farete festa solo a voi stessi. Perché se uno si mette solo a sentire e non mettesse in pratica la parola del Signore, chi sarà assomiglia a quell'uomo che tiene in mente la faccia sua rinda uno specchio, vromma a vero e se ne va subito e si scorda com'era. Chi invece fissa l'occhio suo in coppa la legge buona e Dio e la mette in pratica, che la legge non ci farà diventare persone libere. Perché chi sta non si accontenta solo di sentire la parola di Dio, per si scordare presso, ma mette in pratica perché essa chi sarà benedetta, rinda a tutti quello che fa. A vera devozione. Se qualcuno pensa di essere un buon cristiano e non sa contenere la lingua sua e fa ingannare così pure il cuore suo, che la religione non serve a niente. La religione giusta e santa innanzi a Dio, che è il Padre nostro, e che sta aiuta sempre a chi è senza Padre. La mano è vera, rinda tutte le malapatenze a loro. Essere capace e si mantenere arrasata a ogni fedenzia e chi stu mondo.